Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, tutte le notizie dal territorio in diretta. Subito vi faccio vedere la pagina del Gazzettino. La prima notizia è quella di un incidente mortale purtroppo nella Marca trevigiana, 2 morti e 2 feriti gravi a Ormelle, auto che finisce fuori strada in un canale di scolo. Bilancio gravissimo in una provincia già martoriata dalle vittime sulla strada. Fra poco Lina Paronetto ci racconterà di questa ennesima tragedia nella Marca trevigiana. Prima di collegarci con Filippo Fois per tornare a parlare della strage del bus di Mestre, ricorderete il delitto di San Martino di Lupari, l'ex vigilessa che uccise la madre. Adesso la procura cambia l'imputazione in duplice omicidio. Lei esclude la propria responsabilità. Nega di aver ucciso la madre e gravemente ferito il padre di Diletta Miatello, l'ex vigilessa 51enne, in carcere a Verona da fine dicembre. A parlare è Elisabetta Costa, difensore della donna, che l'ha assistita durante il colloquio con il PM Marco Brusegan, titolare dell'indagine. Il 5 dicembre la donna comparirà davanti al giudice per l'udienza preliminare, chiamata a rispondere di duplice omicidio. Oltre alla morte della mamma, Mariangela Sarto, 84 anni, trovata senza vita lo scorso 27 dicembre nell'abitazione di San Martino di Lupari, la donna è quindi chiamata a rispondere anche di quella del padre, Giorgio Miatello, 89 anni, morto dopo 2 mesi di ricovero, prima in terapia intensiva a Padova, poi in una casa di riposo, secondo l'accusa, per le gravi ferite subite durante l'aggressione. In carcere a Verona, Diletta Miatello ha parlato dei fatti per la prima volta. È stata la prima volta che la signora ha offerto il suo punto di vista, ricostruendo, dando le spiegazioni che in base al suo ricordo e in base alla sua percezione dei fatti ha dell'evento per il quale è accusata. Si valuterà poi nel corso del processo come è andata, ecco. Per cui noi siamo contenti di averle potuto dare spazio e di averle consentito per la prima volta, lo sottolineo, un confronto diretto sui fatti con la pubblica accusa. Diletta Miatello, in passato vigile a Cittadella e Asolo, dopo aver aperto la porta alla signora che aiutava in casa i genitori dicendo che non si sentivano bene, il 27 dicembre si era allontanata dalla casa dove viveva per poi essere fermata dai carabinieri. La duplice accusa di omicidio non convince il suo difensore, che resta in attesa del dibattimento. L'aggravamento dell'accusa non è condiviso dal mio consulente. Si stabilirà nel proseguo effettivamente se vi sia o meno nesso di causa. Ancora una notizia di cronaca: un cacciatore in gravissime condizioni dopo essersi ferito con la sua stessa arma, con il suo fucile. È avvenuto questa mattina questo incidente a Marcemigo, frazione del comune di Tregnago. Siamo nel Veronese, in Alta Val di Lasi. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del SUEM 118, trasportato in codice rosso con l'elicottero a Verona, all'ospedale Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri, dicevamo è in gravi condizioni questo cacciatore. Adesso a Mestre, per tornare a parlare della strage del bus. Abbiamo raccontato in questi giorni il secondo sopralluogo del superperito della procura, ma c'è anche una indagine parallela che riguarda i presunti ritardi sui lavori di restauro della cavalcavia. Ce ne parla Filippo Fois in collegamento in diretta con Sandro Ponchio. Buongiorno Filippo. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo in compagnia di Renato Boraso, assessore alla mobilità del Comune di Venezia, che ringraziamo per la sua disponibilità. Dunque, la nuova notizia è che c'è un filone di indagine riguardo i presunti ritardi per il restauro del cavalcavia, su cui si è verificato poi l'incidente con l'autobus della linea. Il Comune aveva dato il via libera, se non erro, nel 2018, e poi cosa è successo? No, siamo arrivati a una gara d'appalto che è tuttora in corso. Iniziata l'opera, le imprese che hanno vinto la gara hanno iniziato il 4 di settembre
e quindi quando è successo il gravissimo incidente l'opera era già in corso. È un grande rammarico, lo dico con tutta onestà, per pensare al pensiero del gravissimo incidente, perché noi in altri 3 mesi avremmo certamente superato il punto dove è successo l'incidente. Ma qui c'è il sistema, io ho spiegato benissimo, io ribadisco che se uno segue il codice degli appalti che era in vigore fino al 31 luglio, adesso qualcosa è un po' cambiato, hanno snellito una fase. In termini di fasi, progetto preliminare, delibera di giunta, progetto definitivo, delibera di giunta, progetto esecutivo, gara d'appalto, devi aspettare che poi la seconda impresa non faccia ricorso. Passano gli anni, poi siamo stati un po' sfortunati perché abbiamo, e purtroppo lo dico, non so, cioè io gli ho spiegato anche a chi mi ha chiesto spiegazioni, e abbiamo beccato anche il tema del Covid. Io per carità, su questo la procura fa bene a fare le indagini. Noi siamo talmente stati solerti su questo tema che nel 2016, appena arrivati, abbiamo cominciato a monitorare il sistema di questo cavalcavia e siamo intervenuti finanziando una prima tranche, ma poi quando abbiamo fatto il capitolato finale, cioè il famoso progetto esecutivo pari a 6,5 milioni di costi, è evidente che abbiamo poi trovato, e lo sanno, l'abbiamo scritto, l'abbiamo documentato, noi non nascondiamo nulla alla procura. Cioè tutto ciò che 5 anni poi alla fine è quello che è l'iter normale per quello che riguarda l'Italia, per mettere a regime un lavoro di questo genere, a meno che non ci sia un commissario straordinario. Esatto, a me dispiace, io so che tocco un tema delicato, ma guardate che se il Ponte Morandi non avesse avuto un commissario, sarebbero ancora le fondazioni. Oggi con l'iter ordinario di un sistema normale, dove tu arrivi in una gara d'appalto dopo tanti mesi e mesi di procedure e di burocrazia, sarebbero solo le fondazioni delle colonne. Io lo dico, qui è un paese in cui non trovo giusto, l'ho detto e lo ripeto da Media Nord-Est, che non è pensabile che su opere di messa in sicurezza si debba avere una progettualità così lunga. Secondo me è un'opinione, per carità, di un semplice assessore di una città. Un appello che parte proprio da Venezia dopo quello che è successo. Lo dirò anche al senatore Speranzon, che vedrò nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Lancio un appello, come non ho nessun timore a dirlo, e oltre che a scriverlo, su temi legati alle messe in sicurezza, che può essere un campanile che ha un pericolo, una scuola che ha un rischio di crollo, un ponte, un cavalcavia. Un unico progetto e poi si può andare in gara, perché altrimenti, oltre che trovare le risorse, perché questo paese deve mettere le risorse sui temi della sicurezza, siamo un paese in cui abbiamo un'emergenza dietro l'altro sul tema sicurezza, però un progetto solo e poi si va in gara, perché altrimenti ci vogliono anni. Altrimenti ci vuole un commissario. È un tema, è normale aspettarci ogni volta per una cosa un commissario. Perché poi il commissario è per definizione straordinario, però in questi casi sta diventando ordinario. Poi sappiamo che tra l'altro problemi alle nostre infrastrutture ce ne sono parecchi in tutto il Veneto che avrebbero bisogno di una messa a punto. Io ringrazio l'assessore Renato Boraso. Buon San Martino a tutti, buon San Martino a tutti. E la linea torna a te, Nicola. Grazie a Filippo Fois, grazie anche all'assessore Boraso. Restiamo con la cronaca, torniamo nella Marca, famiglia intossicata dal monossido di carbonio, successo nella notte a Loria, in ospedale madre, padre e 3 figli minorenni di origini ghanesi. L'origine del dramma, il malfunzionamento della caldaia nell'abitazione di Loria. Sul posto i carabinieri e il SUEM, i sanitari hanno ricoverato l'intera famiglia nella camera iperbarica, fortunatamente non sono in pericolo di vita. C'è commozione e c'è cordoglio per la morte a 46 anni di Claudio Casotto. Aveva raccontato su YouTube la sua esperienza, la sua lotta contro il cancro. Vi ringrazio tutti, un caro abbraccio, spero di vedervi presto fuori da qui per un nuovo video, magari immersi nella natura come quell'ultimi dopo gli ultimi ricoveri. Ecco, ciao a tutti. Risale a una settimana fa l'ultimo video di Claudio Casotto, medico, marito e papà dal 2018, da quando era stato colpito da un tumore. Raccontava la sua malattia sul web, dove aveva creato una vera e propria comunità, io e il mio amico cancro.
46 anni, dipendente dell'ULSS 6 presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Claudio Casotto si occupava di vaccinazioni pediatriche e anche di quelle contro il Covid. Quello che gli stava capitando lo capiva passo passo. La ricaduta, lo aveva scritto in un lungo post sui social, e la ricomparsa dell'amico cancro erano state più difficili da affrontare della diagnosi, aveva scritto. La scorsa estate, queste le sue parole dopo l'ennesimo ricovero. Come vedete non sono più in ospedale, sono stato dimesso 5 giorni fa e sono venuto subito in montagna dove c'erano i miei bambini e mia moglie e passo la convalescenza adesso qua su. Ed è tutta un'altra vita. Alla famiglia si stringe tutta la sua comunità e tutta l'ULSS 6, con i colleghi che lo ricordano come un galantuomo, un uomo generoso, buono, disponibile, un grande lavoratore e un grande papà. I funerali si svolgeranno mercoledì 15 novembre alle 10:30 nella chiesa di San Martino di Volta Brusegana a Padova. Torniamo alla cronaca, la cronaca giudiziaria, licenza di caccia decaduta per Gianni Zonin. A seguito della condanna in appello, la prefettura ha disposto il sequestro di tutte le armi e munizioni nelle tenute dell'ex presidente di Banca Popolare di Vicenza. Un vero e proprio arsenale da caccia è stato sequestrato a Gianni Zonin, l'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, condannato a 3 anni e 11 mesi di reclusione l'ottobre dello scorso anno dalla Corte di Appello di Venezia. L'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni ha fatto decadere uno dei requisiti per mantenere il porto d'armi e la licenza di caccia. Per questo la Prefettura di Vicenza ha disposto il sequestro di fucili e munizioni nelle diverse residenze di Zonin, non solo in città ma anche a Montebello, Brindisi, Siracusa, Udine e Grosseto, anche perché non potessero essere commessi abusi. Al termine delle operazioni sono stati perciò sequestrati 12 doppiette, 5 carabine, 4 fucili, 4 pistole e un grande quantitativo di munizioni. Il questore di Vicenza inoltre avrebbe negato il rinnovo del passaporto all'ex numero 1 di BPV, impedendo di fatto la possibilità di espatrio nei paesi extracomunitari. Il prossimo 14 dicembre inizierà l'ultimo atto del maxi processo in Corte di Cassazione. Abbiamo aperto facendo vedere la notizia dell'ennesima tragedia sulle strade della Marca trevigiana, 2 morti, 2 feriti gravi, il terribile pesante bilancio di quanto accaduto a Ormelle. E a Ormelle ci colleghiamo adesso con Lina Paronetto, che è insieme per la parte tecnica ad Alberto Pivetta. Buongiorno Lina. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, e dici bene, siamo lungo la strada che conduce a Oderzo in compagnia di Bruno Biasi, lo ringrazio. Buongiorno, il vice sindaco di Ormelle. Buongiorno a voi. Che ci ha raggiunto qui sul luogo dell'incidente. Mi sposto per far vedere attraverso le immagini di Alberto Pivetta il luogo in cui si è schiantata purtroppo verso la mezzanotte l'Audi A3 con a bordo 4 giovani di origini indiane. Il conducente Singh Gurtej, 27 anni, di San Polo di Piave, dipendente di un'azienda che lavora a legnami, è l'unico di fatto in questo momento identificato dai carabinieri della tenenza di Oderzo, che sono intervenuti qui con i vigili del fuoco, con il SUEM 118, perché gli altri erano privi di documenti. Dicevi bene, 2 purtroppo sono deceduti sul posto, l'auto era sfasciata di fatto, 2 sono gravi, 1 in particolare desta molte preoccupazioni in questo momento. Allora, prima di ascoltare i contributi che abbiamo raccolto poco fa con Alberto qui sul posto, chiedo un commento al vice sindaco, perché purtroppo questa strada non è la prima volta che è teatro di incidenti. Sì, esatto, e questa mattina ho avuto questa notizia, ho avuto un forte senso di rammarico per l'ennesimo tributo che i giovani lasciano sulle strade. Siamo vicini come amministrazione al profondo dolore sicuramente dei familiari di questi ragazzi e a tutta la comunità indiana che nel nostro territorio è molto presente. Quindi approfitto di questa finestra per fare un'ulteriore raccomandazione: andare piano, stare molto attenti, perché il sangue sulle strade ne è stato versato anche troppo, quindi direi di porre molta attenzione. Dispiace di nuovo di sentire queste notizie, ripeto, siamo di nuovo vicini con il cuore alla comunità indiana e soprattutto ai familiari.
Grazie. Allora chiederei alla regia se è possibile di mandare in onda il primo dei contributi che abbiamo raccolto quando siamo arrivati, l'intervista che abbiamo realizzato al signor Jimmy Tonetto, che è dipendente di questa azienda, la Polyplast di Ormelle, davanti alla quale di fatto è avvenuto l'incidente, e che abita nella casa proprio accanto e che è stato uno dei primi a uscire, sentito il gran botto. Purtroppo ci ha raccontato che l'auto ha causato, uscendo di strada autonomamente all'uscita forse di quella curva là in fondo, perché vedete che l'ingresso nel fossato, le prime gomme, la gomma è finita sull'erba molte decine di metri più in là, e poi schiantandosi purtroppo contro la spalletta di cemento. Sentiamo il signor Tonetto. Cosa ha visto ieri sera? No, ieri sera mi trovavo a guardare un film, poi ho sentito la botta e mi sono messo le scarpe, ho guardato dalla porta e ho visto che c'erano già i carabinieri, perché fatalità i carabinieri in quel momento stavano passando. Quindi mi sono messo il giubbotto e sono intervenuto per vedere se c'era bisogno di un aiuto, no? Ma i ragazzi erano incastrati dentro la macchina, i carabinieri hanno detto che era meglio aspettare l'arrivo dell'ambulanza, dei pompieri, no? Infatti sono stati i pompieri a tirarli fuori perché erano tanto incastrati dentro. Cioè. Lei ha sentito questo rumore? Nessun altro veicolo coinvolto che abbia visto lei? No, c'era un'altra macchina dei ragazzi che si sono fermati, che loro andavano nella corsia opposta, no? E loro mi dicevano che hanno dovuto spostarsi sulla sinistra perché hanno visto questa macchina arrivare, hanno visto lo schianto e fatalità in quel momento passavano i carabinieri e sono intervenuti subito. È stata una questione di minuti. Però la macchina condotta da questi giovani ha fatto tutto da sola, diciamo, nel senso non c'è stato il coinvolgimento che lei abbia capito di un altro veicolo. Da quello perché gli altri ragazzi hanno visto la macchina arrivare, si vede che la velocità era altissima, perché si vede da quando loro sono andati dentro il fosso, avranno fatto non so, 70 metri con mezza macchina dentro il fosso finché hanno trovato la muretta, il ponte e si sono schiantati. Infatti la muretta è rotta. E come la macchina, che ricordo ha, che impressione le ha fatto? Si capiva che era un Audi dai pezzi che si vedevano fuori, ma era distrutta davanti e vedevi i ragazzi, uno si lamentava, ma sembravano morti al vederli. Una scena terribile. Sì, non è una bella cosa da vedere. Senta, questa è una strada in cui capitano spesso incidenti? E qua corrono tantissimo in macchina, corrono tanto, sono successi parecchi incidenti, su questa via sì, purtroppo corrono troppo. Lei è rimasto a vedere anche i soccorsi che sono arrivati? Sì, ho visto estrarre i ragazzi e sono arrivati i pompieri, tante ambulanze. Al mattino dovevo lavorare, quindi a mezzanotte e mezza so che stanno estraendo il quarto ragazzo, sono andato a dormire perché era tardi per me. Certo, e non ha idea da dove provenissero questi giovani? No, so che sono 4 ragazzi indiani. Però non so se sono qua ad Ormelle o dove verso della zona. No. Allora, 4 ragazzi indiani, come vi dicevo, identificato solo il conducente della vettura, i carabinieri stanno lavorando per cercare di dare un'identità anche agli altri giovani che erano a bordo della macchina e che erano privi di documenti, anche per avvisare naturalmente le famiglie di questa tragedia. Sul posto sono arrivati anche proprio degli amici di Singh Gurteji che si sono fermati per vedere il luogo dell'incidente. E uno di loro, che ha lavorato con il papà in azienda e conosceva bene Singh Gurteji, ci ha raccontato che ragazzo era. Era proprio amico della pelle, proprio, perché da ieri non so come mai è andato fuori, perché mi sapevo stamattina alle 6 che succede questa cosa, mi ha chiamato mio amico e Sony, ora succede questa cosa. Senti, ma che ragazzo era? Tu parli di Singh, giusto? Gurteji, era proprio un amico di pelle, conosco da tanti anni. Dio santo, anche 27 anni, giovane, figlio unico, è una sorella solo. Papà e mamma sono quasi vecchio, più di 50 anni. Senti, ma che lavoro faceva? Ha un operaio in fabbrica. Dove?
A Oderzo, sì, a Oderzo. E aveva lavorato anche con te allora? No, non ho lavorato con me, suo papà sì, ha lavorato con me. Dove? Qua in Campania, siamo lavoro in campi. Dio, un bravo ragazzo, dispiace. Allora, questa è la testimonianza che abbiamo raccolto. Vice Sindaco, mentre stavamo qui nel corso di questo collegamento abbiamo effettivamente visto quella che è la condizione di questa strada provinciale, strumenti per diminuire la velocità. Ce ne sono ben pochi. Sì, esatto. Questa è una strada che ha un tratto rettilineo e invita un po' a correre, quindi qua succedono spesso degli incidenti, non tutti mortali per fortuna, però succedono spesso perché la gente qui pigia un po' l'acceleratore. Stamattina ho appreso questa notizia e ho avuto un profondo senso di rammarico perché è un ulteriore versamento di sangue dei nostri giovani sulle strade e quindi sono con tutta l'amministrazione e a fianco dei familiari con un profondo dolore che in questo momento hanno e anche con tutta la comunità indiana che in questi luoghi è molto numerosa. Ma alla provincia si può chiedere di fare qualcosa? Beh, alla provincia l'asfalto è stato appena rifatto, quindi la tenuta della strada è anche in ordine, non ci sono buche. Purtroppo il fatto di correre non è che la provincia può fare più di molto, bisognerebbe continuamente, ogni tanto mandiamo anche i vigili a fare dei controlli, però poi passati il controllo dei vigili la gente ricomincia a correre, quindi faccio di nuovo un'esortazione, andare piano perché è facile farsi male sulle strade, andate piano soprattutto giovani. Grazie Vice Sindaco Biasi, questo è l'appello, purtroppo dipende tutto molto spesso dai nostri comportamenti al volante, questo lo diciamo ogni volta ma pare non essere sufficiente. Ringrazio il Vice Sindaco di Ormelle, ringrazio Alberto Pivetta per la parte tecnica. Nicola, vi restituiamo la linea da Ormelle. Grazie Lina Paronito, grazie al Vice Sindaco e ad Alberto Pivetta. Ancora la cronaca, torniamo nel Bassanese, pensavano di raggirarla, parliamo di un'altra piaga, quella delle truffe agli anziani, ma in questo caso la prontezza di una 94enne ha permesso di sventare l'ennesima truffa. Ha avuto la prontezza di riflessi di chiamare subito i carabinieri perché quella telefonata era troppo strana. È riuscita così a sventare una truffa. Protagonista una 94enne residente a Bassano del Grappa. La donna ha ricevuto un'insolita chiamata da un numero sconosciuto sul suo telefono fisso di casa da parte di un sedicente carabiniere. Nel corso della conversazione il finto militare le ha comunicato che il figlio aveva provocato un grave incidente stradale e serviva che venissero versate diverse migliaia di euro per la sua tutela legale e per risarcire le lesioni che avrebbe provocato nel sinistro. L'anziana, dopo una prima esitazione, si è resa conto di essere vittima di un tentativo di truffa perché questo modus operandi dei malviventi era stato ampiamente illustrato proprio dai carabinieri durante le campagne di informazione sul territorio. La 94enne ha quindi chiamato subito il figlio e il 112, sventando la truffa e permettendo agli uomini dell'Arma l'attivazione di un dispositivo al fine di tutelare la vittima ed evitare che altre persone fragili finiscano nella rete di questi individui senza scrupoli. Diamo un'occhiata al Corriere della Sera per tornare a parlare della guerra in Medio Oriente. Ucciso un capo di Hamas, era nascosto in una scuola. Israele via libera, un corridoio umanitario di 7 ore per Gaza Sud. Continuano gli scontri, continuano purtroppo le troppe vittime. Ieri sera a Mestre, l'abbiamo anche raccontato in diretta, quasi oltre 1000 persone in corteo a partire dalla stazione lungo le strade, le vie della città per dire basta con la guerra. Guardiamo. Mi pare che sia una cosa talmente importante che non esserci sarebbe veramente una pecca. Comunque siamo qua per manifestare a favore della pace, di un accordo il migliore possibile, ma sicuramente un accordo. E si aspettava questa partecipazione? Speravo perché se non ci si muove quando
succedono queste cose, quando ci dobbiamo muovere. Io credo che da subito ci debba essere il cessate il fuoco. Non può andare avanti né questa carneficina che sta succedendo a Gaza, e quello che è successo, quello che ha fatto Hamas ovviamente è un orrore, ma altrettanto orrore quello che sta succedendo a Gaza. E quindi cessate fuoco subito, 2 stati, uno stato palestinese e uno stato israeliano, e che tutte quante le superpotenze e l'Europa si mobilitino in questo senso. C'è una grossa domanda che riguarda anche me rispetto a io cosa posso fare da qua. Quindi la prima cosa è riuscire a muovere le persone, riuscire a costruire delle azioni che davvero colpiscano l'opinione pubblica e facciano un po' anche stimolo verso le istituzioni nazionali e internazionali, perché almeno cessi il fuoco, al di là dei distinguo che comunque ci possono essere, ma il nostro obiettivo prima di tutto è che cessi il fuoco. È preoccupata di quello che sta succedendo nel mondo? Prima il conflitto in Ucraina, adesso quello sulla striscia di Gaza. Sì, perché vediamo profilarsi una situazione in cui la guerra diventa una normalità, la gente lo accetta e vive una situazione di normalità in una situazione anormale, e quindi ci si attrezza per un'economia di guerra, per impoverirsi, per rendersi poco solidari eventualmente anche con il vicino di casa, se no, figuriamoci con quello al di là del confine. Ecco. Io condivido la sofferenza che provano loro, non è preoccupazione perché possiamo essere coinvolti noi. Preoccupazione rispetto appunto alla condivisione del dolore che stanno vivendo loro in questo momento. Per il momento sembra ancora distante, però potrebbe anche avvicinarsi a noi, a prescindere da questo, che per il momento non sta toccando noi, sta toccando degli esseri umani, e l'importante è preservare la vita di ogni essere umano. Stiamo parlando di quasi 1 migliaio di persone. Penso di sì, e penso che molte altre se ne aggregheranno adesso durante il percorso del corteo. È una bellissima risposta popolare della nostra città, che ha compreso, come tanta parte dell'opinione pubblica nazionale ed internazionale sta comprendendo, che di fronte agli orrori che ogni giorno, ogni ora, ogni minuto ci entrano nelle case attraverso le immagini dei media, non è il caso, anzi è assolutamente sbagliato pensare di salire in curva e mettersi a fare il tifo per l'uno piuttosto che per l'altra parte in conflitto. È il momento invece di chiedere con forza, con grandissima forza, un cessate il fuoco, l'apertura di trattative per individuare una soluzione politica. È bello vedere che c'è tanta gente che crede nella pace, è tanto bello, almeno questo riscalda i nostri cori, almeno questo. E intanto è sempre più vicino il licenziamento per la docente di H-Farm. Siamo nel trevigiano a Roncade, che con il suo post antisemita ha creato scalpore e tanta rabbia. Diciamo che la situazione viene tenuta sotto controllo, c'è il confronto anche con i carabinieri e con la questura, e se devono essere attivati delle azioni e degli interventi saranno immediatamente posti in essere. Conferma l'attenzione delle forze dell'ordine sul sito di H-Farm la sindaca di Roncade Pieranna Zottarelli, che sul punto si è confrontata anche con la prefettura di Treviso. Del resto il caso della docente libanese che ha inneggiato a Hitler ha fatto il giro non solo d'Italia, scatenando l'odio anche nei confronti della dirigenza del campus. Decine di messaggi infuocati sono comparsi sulle pagine social, leoni da tastiero che altro, che hanno messo nel mirino anche H-Farm, che pure ha sospeso la professoressa non appena venuta a conoscenza di quella storia prima pubblicata e poi rimossa da Instagram. Andate all'inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei, la frase che faceva riferimento al conflitto tra Israele e Hamas e per la quale l'insegnante si è poi scusata giustificando un coinvolgimento emotivo. Il destino di Hanan e Hamoud però sembra segnato. L'attuale sospensione sarebbe solo il primo passo per la fine del rapporto di lavoro e a poco servirebbero le scuse. Il licenziamento è quindi imminente.
Dobbiamo anche essere netti su una questione, e cioè la frase scritta è aberrante e quando è pronunciata da un insegnante ha un ulteriore valore, e quindi diciamo che aggiunge anche una questione morale e intellettuale che non va sottovalutata. La stessa comunità roncadese, per bocca dei suoi amministratori, ribadisce un concetto. A Roncade non c'è spazio per l'odio, e quindi quando questo si evidenzia anche in forme, si palesa in forme così grave, è bene assolutamente stopparlo nell'immediato. La sicurezza, il tema della sicurezza è un tema che affrontiamo spesso, sempre di più nei nostri telegiornali. Le risse, le baby gang, le rapine, i furti, insomma un tema sempre molto caldo e tanto più complesso da affrontare quando si manifesta in una città come Venezia, dal centro storico lagunare alla terraferma mestrina. Della sicurezza, dell'importanza, dell'impegno della questura e della polizia per la sicurezza di Venezia ha parlato il questore Gaetano Bonaccorso, il questore di Venezia, che ha visitato la nostra redazione di Media Nord-Est di Marghera, incontrando il direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli, i tecnici e i giornalisti. Allora sentiamo questa lunga intervista con l'impegno della questura per la sicurezza a Venezia nella visita alla redazione veneziana di Media Nord-Est. Primi mesi di lavoro qui a Venezia, come ha trovato questo territorio? Beh, una realtà che certamente ha bisogno di un'attività di contrasto, soprattutto in alcune zone, che sono zone dove vi è particolare presenza di attività criminali, soprattutto di attività criminali di tipo diffuso, predatorio. Certamente la presenza di stupefacenti che è particolarmente diffusa in alcune aree, e su quelle aree stiamo concentrando una maggiore azione, una maggiore presenza. Ecco, uno dei nodi più difficili da sciogliere è quello che riguarda la microcriminalità, lo spaccio, le situazioni di degrado nella zona di Via Piave e dintorni. Si sta facendo già molto, anche grazie all'operazione Alto Impatto voluta dal prefetto, che vede tutte le forze dell'ordine coinvolte, non ultima una di un paio di giorni fa. Le forze dell'ordine continuano a dimostrare di esserci. Beh sì, noi stiamo mettendo a regime parecchi interventi che vengono pianificati in sede di comitato in termini di linea di indirizzo, e poi vengono coordinati dalla questura con il coinvolgimento di tutte le forze di polizia. Grazie anche alla grande collaborazione e sinergia delle forze di polizia, queste attività sono anche pianificati in modo da assicurare una presenza quanto più diffusa possibile di forze di polizia in quei territori, e le attività hanno portato diversi risultati, e stiamo cercando di elaborare i risultati ottenuti su strada e di svilupparli attraverso anche un'applicazione di strumenti di prevenzione, di misure di prevenzione che la questura può porre in essere in termini di misure di prevenzione personali, e perché no, elaborando e studiando le diversificate situazioni anche di natura patrimoniale. Ecco, da quando lei si è insediato, quali sono le difficoltà che ha incontrato, le difficoltà maggiori che può aver incontrato qui a Venezia? Beh, le difficoltà sono quelle che si trovano in situazioni in cui c'è il radicamento di fenomeni criminali, in particolare evidentemente per fortuna soltanto in alcune porzioni del territorio, e lì va fatta un'attività che deve essere non soltanto l'attività visibile di controllo del territorio, ma appunto anche un'attività di analisi investigativa per individuare i soggetti che realmente determinano un'alterazione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico di quella porzione di territorio, e cercare di mirare gli strumenti che si hanno a disposizione, soprattutto con riferimento a quei soggetti che emergono da questa attività. Quindi stiamo cercando di sviluppare parallelamente all'attività su strada anche un'attività
investigativa che ci consenta di comprendere e di identificare i soggetti per fare un'azione anche più mirata di natura investigativa, per consentire appunto che da tutto questo ne venga un vero, reale beneficio a quelle porzioni di territorio. Un altro fenomeno molto difficile da contrastare è quello dei borseggi a Venezia. Sì, anche su quel piano abbiamo sviluppato delle azioni insieme ad altre forze di polizia, e anche su quel piano abbiamo messo in pratica numerose misure di prevenzione. Abbiamo aumentato fortemente l'emissione di fogli di via e abbiamo conseguentemente aumentato in modo significativo le denunce nei confronti di coloro che violano i fogli di via. E tutto questo è propedeutico alla possibilità di adottare misure ancora più cogenti, perché dalla violazione di queste misure di prevenzione può nascere la possibilità di adottare misure di prevenzione di natura personale ancora più forti, e da quelle violazioni può derivare anche la possibilità di adottare dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, cosa che peraltro è accaduta nei confronti di una borseggiatrice che ha violato la sorveglianza speciale che nei suoi confronti era stata adottata, e questo ha consentito di procedere all'arresto. Ecco, un'ultima domanda. Il 25 novembre ricorre la giornata contro la violenza sulle donne. Si sta cercando di fare molto, ma i numeri ancora non sono buoni. Beh, la Polizia di Stato ha una lunga tradizione di azione di contrasto nei confronti della violenza di genere e ha su questo piano creato delle strutture di alta professionalità che si occupano del problema. Parallelamente anche su questo piano le misure di prevenzione sono estremamente importanti e direi anche estremamente efficaci. Tra queste penso sia giusto ricordare l'ammonimento del questore, che è uno strumento straordinariamente importante nell'azione di contrasto alle violenze di genere, proprio perché è uno strumento preventivo che consente di intervenire in una fase propedeutica nella quale c'è stato un manifestarsi di conflittualità, ma non ancora epiloghi drammatici, e questo permette di intervenire rapidamente con un procedimento amministrativo che appunto per sua natura è più rapida e che talvolta riesce a mettere fine al conflitto ed evitarne le degenerazioni. L'aumento degli ammonimenti che si è registrato negli ultimi tempi non è un dato sconfortante, a mio modo di vedere è un dato confortante, perché testimonia una crescita del rapporto di fiducia e quindi un abbattimento della condizione di sfiducia che normalmente affligge coloro che sono vittime di violenza di genere e che non consente il venir fuori di situazioni rispetto alle quali occorre intervenire per tempo prima appunto che ci siano degenerazioni ed epiloghi drammatici. Così dunque il Questore di Venezia, che ha visitato la nostra redazione di Venezia a Marghera, incontrando il direttore Luigi Baciali, incontrando i giornalisti e i tecnici. Dunque le parole per la sicurezza a Venezia. E di sicurezza parliamo anche nel prossimo collegamento. Alex Giuliano da Bassano del Grappa, sicurezza, degrado, e l'area è quella di San Lazzaro. È vero Alex? Buongiorno. Un buongiorno allo studio, un buongiorno ai nostri telespettatori. Ebbene, verrebbe proprio da dire, come giustamente hai anticipato, che non c'è pace per San Lazzaro. San Lazzaro, per chi non avesse seguito insomma in prima linea le vicende, è un quartiere di Bassano che ha vissuto un momento particolarmente difficile, con i residenti a difesa del verde per evitare che venissero creati e costruiti capannoni e strade. Quindi una battaglia vinta, una prima battaglia vinta, ma adesso si entra in quello che è un po' un triangolo di problemi. Noi siamo in compagnia del consigliere comunale Stefano Facchin, che prima era presidente del consiglio comunale, si è dimesso e oggi in una conferenza stampa itinerante ci ha portato proprio insieme a tantissimi residenti che adesso sono rientrati a casa, ma ci ha portato a visitare quelli che sono i 3 nuovi problemi in San Lazzaro, ovvero la creazione di un campo nomadi, la costruzione di un autolavaggio vicino alle case con problemi di viabilità e l'installazione di un'antenna telefonica. 3 problemi non da poco. Noi qui siamo in via Pre, proprio dove verrà
si presume, insomma, realizzato questo campo nomadi. Lei ha detto siamo pronti a fare le barricate. Buongiorno intanto. Sì, qui siamo in via Pre, nel parcheggio dove in teoria dovrebbe essere realizzato questa nuova postazione, chiamiamolo così, per nomadi. Dove più che altro l'amministrazione andrà a spendere anche 30.000 euro per tutti i servizi, cosa che sinceramente non penso sia la cosa migliore da farsi. Ecco, mentre antenna telefonica e autolavaggio sono due percorsi già indirizzati, qui si può ancora fare qualcosa e lei stesso con i residenti si è messo a capofila, diciamo, di quel movimento per tutelare quest'area, perché qui c'è una conceria, ci sono comunque anche situazioni poco salubri per una famiglia. Assolutamente sì. Il campo verrebbe realizzato tra la conceria e il depuratore, non penso sia la zona più salubre per portare delle persone a viverci. Io nel pomeriggio mi ritroverò con il presidente del consiglio di quartiere per stabilire qual è la strategia migliore per cercare di bloccare questa situazione. Ecco, ma quando, coinvolgendo la politica, quando si parla dei problemi di Bassano, sembra veramente che all'interno dell'amministrazione ci sia un problema di comunicazione. Lei ha avvertito questo, lo ha denunciato pubblicamente anche qui. Perché non si è fatto qualcosa prima e perché adesso ci si ritrova in questa situazione? Perché ci si ritrova in questa situazione, o la mia idea la tengo per me, che di certo non si sia fatto nulla per rendere partecipi i cittadini e chi abitava vicino. Questo è vero. Tu quando prendi una decisione dovresti in una qualche maniera comunicarla a tutti. Se andiamo a vedere che per l'antenna sicuramente all'interno del piano delle antenne, e su questo non si discute, ma però non se ne è saputo nulla fin tanto che non sono iniziati i lavori. Se lo si sapeva prima si poteva dire: ragazzi, anziché posizionare all'esterno la recinzione, la posizioniamo all'interno e così salviamo i parcheggi. Non è stato fatto, sembra che la comunicazione per questa amministrazione sia una cosa sconosciuta. Ecco, oltretutto grazie alle immagini di Renzo Rigon quest'area è anche poco visibile, è anche difficile da raggiungere, nel senso è un'area che, qualora venisse adibita a campo nomadi, diventa un problema anche di sicurezza a questo punto. Sì, per come la vedo io sì, perché sicuramente non è un'area in vista, per cui qua poi possono venire di tutti e chi li controlla. Non è che possiamo mettere una pattuglia della polizia municipale qua che controlla con un pass per chi entra e per chi esce. Sì, è una zona defilata dove non vengono visti queste persone, non vengono visti questi camper, queste carovane, però è anche nascosta e non è il massimo. E dunque dall'area di San Lazzaro, da questo triangolo che sta creando sicuramente nei tre vertici che abbiamo detto, antenna, autolavaggio e campo nomadi, non pochi problemi, non poche preoccupazioni ai residenti. Per il momento è tutto, sicuramente insomma la questione non finisce qui, noi comunque restituiamo la linea allo studio. Grazie. Alex Giuliano, dunque il tema è forte, è quello della sicurezza, poi se ci si mettono anche gli errori procedurali e non solo, le cose si complicano. E allora continua la polemica in questi giorni a Vicenza per l'ordinanza di custodia cautelare annullate a Venezia perché considerate non adeguatamente motivata, con il Tribunale di sorveglianza che ha rimesso in libertà 10 indagati nigeriani arrestati a settembre perché considerati pericolosi spacciatori gravitanti appunto nella città di Vicenza. Guardiamo. Colpo di scena, 10 nigeriani indagati per traffico di droga rimessi in libertà dal Tribunale di sorveglianza di Venezia. L'ordinanza di custodia cautelare sarebbe stata annullata perché considerata non adeguatamente motivata. I 10 immigrati erano stati arrestati a settembre con un'operazione condotta dalla Procura distrettuale antimafia presentata come attività di grande rilievo. Questa è la prima attività che viene fatta dalla distrettuale a Vicenza, è un'attività di grande rilievo. L'operazione era stata illustrata dal procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, che ne aveva spiegato l'importanza. L'indagine della direzione antimafia di Venezia era stata portata a termine dai carabinieri di Vicenza, una vasta operazione condotta da 320 militari con cui era stata sgominata quella che gli inquirenti consideravano la principale organizzazione criminale a Vicenza, specializzata nello spaccio di eroina e cocaina soprattutto a Campomarzo. L'accusa era di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Ma i legali degli imputati hanno presentato ricorso al riesame, ottenendo dopo poche settimane il ritorno in libertà dei 10 indagati. Adesso sono state depositate le motivazioni del provvedimento di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare impugnato. Nelle motivazioni si leggerebbe che a fronte di un massiccio utilizzo della tecnica del cosiddetto copia e incolla non sono riscontrabili passaggi motivazionali che consentano di ritenere eseguita un'effettiva disamina degli elementi probatori e del valore indiziario eventualmente attribuibili agli stessi. Nelle motivazioni inoltre verrebbe sottolineato che nonostante il consistente numero di indagati sarebbe stata adottata dal GIP una motivazione unitaria invece di esporre in maniera individualizzante le ragioni della sussistenza dell'esigenza della special preventiva. Gli arresti erano avvenuti nella maxi retata di settembre. Un paio di settimane dopo, 10 dei 29 arrestati sono tornati liberi. Ora c'è la motivazione. Pochi istanti di pubblicità, poi torneremo in diretta e torneremo a Cadoneghe per parlare del Velox e delle multe annullate. Di nuovo in diretta con Focus TG, allora subito a Cadoneghe da Chiara Gaiani e Federico Cibotto, torniamo a parlare del Velox e delle tante multe. Chiara, buongiorno. Nicola, buongiorno a te e anche ai telespettatori. Sì, torniamo a parlare di questo perché ieri è stata depositata la sentenza con cui il giudice di pace ha annullato le prime 22 multe, ricorsi che sono stati presentati alcuni con l'aiuto di un legale, altri proprio dai privati cittadini. Abbiamo qui i cittadini che fanno parte di una community, una chat WhatsApp che ha 400 persone. Pensate, Andrea Rossi, quando avete letto le motivazioni della sentenza, che cosa avete pensato? Inizialmente ci sono venuti i brividi, perché dopo 5 mesi di sit-in, di denuncia, di incontri con le istituzioni, finalmente credo si sia scritta una parola definitiva su quello che è accaduto nella statale 307 nel periodo di giugno e di luglio e di agosto 2023. Una sentenza che entra pienamente nel merito delle questioni che sono state sollevate da noi cittadini fin dall'inizio, e quindi un mettere nero su bianco il fatto che non ci fosse su questa statale una segnaletica, non sia stata fatta una comunicazione adeguata, una segnaletica che fosse efficiente e idonea ad informare i cittadini che passavano per questa strada che il comune aveva deciso di installare 2 autovelox che si sono sostanzialmente trasformati in una trappola per tutti gli automobilisti che in quel periodo hanno attraversato questa strada. Ecco, vi facciamo vedere, chiedo ai cittadini appunto di spostarsi, questo segnale, perché questo segnale è stato posizionato dopo l'avvio dell'autovelox che invece si vede in lontananza, è quel palo grigio insomma che vediamo dietro di noi e che poi il 9 agosto è stato fatto esplodere, giusto Andrea? Sì, è proprio esattamente così. Il giudice dice chiaramente che la segnaletica era carente, se non addirittura mancante, addirittura confusionaria, e è entrato ancora più nello specifico dicendo che poi tutta quell'attività del comune che ha portato all'installazione verso agosto dell'ulteriore segnaletica non è altro che la certificazione esatta che c'erano state delle mancanze nel periodo precedente. Ecco, nel frattempo purtroppo le multe continuano ad arrivare. Guardate, la signora Daniela ne ha ritirate 2 fresche stamattina. Fresche stamattina, ti immagini, una dal 14 luglio e una dal 16 luglio. Dico ancora, devono arrivare da luglio. Una roba inaccettabile su una strada statale che noi la conosciamo da una vita e che andiamo tranquilli al lavoro, a portare i figli alla ginnastica o a qualche attività sportiva. Si immagini arrivare un mucchio, sono arrivata quasi a 8 multe e mi domando ma cosa ho fatto di sbagliato? Non ho mai superato 60 km all'ora, adesso per 60 km ricevo delle multe continue.
Infatti, allora, si calcola che sono circa 80.000, pensate, finora, ma ne stanno arrivando ancora. La prossima settimana voi sarete davanti alla prefettura per chiedere che cosa? Alle 11 un sit-in con tutte le famiglie, Andrea Rossi. Allora, noi saremo sabato mattina, sabato 18 novembre alle ore 11 davanti alla prefettura per richiamare ulteriormente l'attenzione delle istituzioni, perché se oggi un giudice di pace ha messo nero su bianco le motivazioni che noi da 5 mesi stiamo continuando a denunciare, vogliamo che altresì arrivi in comune e urgentemente la perizia giurata pro veritate dello studio greco a cui il comune si è rivolto, perché solo in quel momento noi tutti potremo eventualmente anche così dichiarare che il procedimento amministrativo di installazione di questo istituto Velox è probabilmente illegittimo, e quindi far decadere tutte le 80.000 multe e poter richiedere anche il rimborso per quelle 16.000 utenti della strada che invece hanno pagato le prime multe. Ecco, ricordiamo che abbiamo sentito in settimana il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, che ha detto questa perizia sta arrivando, la attendiamo, ha parlato addirittura anche di comune partelese in questa vicenda. Noi ovviamente continueremo a seguirla. Ringrazio il collega Federico Cibotto, ringrazio anche tutti i cittadini che continuano a raccontarci questa vicenda che noi stiamo seguendo passo passo da agosto. Nicola da Cadoneghe, restituisco la linea. Grazie a Chiara Gaiani che ieri invece ci ha raccontato sul fronte della sanità l'attacco frontale dei medici, dei camici bianchi del Veneto, non solo al governo ma anche alla regione. 500 medici solo in Veneto pronti a chiedere la pensione con una domanda da fare entro il 30 novembre per evitare i tagli previsti dalla manovra del governo. Sono i numeri di una fuga, forse già inarrestabile, che porterà il 5 dicembre i medici ospedalieri a scioperare per difendere diritti che ritenevano acquisiti. A lanciare l'allarme dalla sede dell'Ordine dei Medici di Padova, Domenico Crisarà e Adriano Benazzato. I numeri certi non li conosciamo, sappiamo che potrebbero essere un 500 nel Veneto. Già noi siamo molto tirati perché in servizio ci sono circa strutturati circa 7.800 medici negli ospedali del Veneto, e 500 medici in meno sarebbero un numero francamente molto preoccupante. Solo l'ultimo duro colpo per il sistema sanitario nazionale, che sconta la mancata programmazione da parte delle regioni. Basta, puntualizzano i sanitari, puntare il dito contro il numero chiuso delle facoltà di medicina. E che l'Italia continua ad essere ai livelli più alti in tutte le società europee ed extraeuropee, ai livelli più alti del rapporto medici per popolazione assistita. Il problema vero è che sono mancati per i tagli che sono stati fatti alle borse di studio in specialità e per non aver mai investito realmente sui medici di medicina generale, mancano gli specialisti. Medici ne abbiamo a più che sufficienza. Un esempio per il Veneto arriva dalla medicina di famiglia, con la regione fanalino di coda nell'assegnazione delle borse di studio per la formazione dei professionisti e con un numero di medici ospedalieri per abitante inferiore a quello di regioni meno popolose come la Toscana. Non vale l'alibi di Roma, perché la programmazione per i medici di medicina generale è affidata alle regioni da sempre. Quindi che ognuno guardi a casa sua e rifletta sul perché si è in questa situazione. E sui medici ospedalieri? I medici dal 2011, vi ho dato i dati, sono sempre stati intorno ai 7.800. I medici ospedalieri a tempo ovviamente indeterminato negli ospedali. Per cui sempre quelli erano. La dotazione della Toscana, che ha 3.700.000 abitanti, ha 1.000 medici in più, cioè stiamo parlando di 8.700 medici. Il numero che negli anni è aumentato perché hanno fatto le assunzioni e da noi non hanno fatto le assunzioni. Quindi paghiamo questo prezzo. Adesso l'ultimo break pubblicitario e poi di nuovo in diretta. Eccoci in diretta agli ultimi minuti di Focus TG di questa edizione del sabato. Andiamo a Romano De Zelino, il fascino dei treni e delle locomotive in mostra.
Notizia da telegrafare a tutti: a Romano De Zelino è arrivato il treno. Il fascino evocativo dei treni e delle ferrovie, il loro significato e ruolo sociale, storico ed economico sono al centro di un'esposizione tematica ospitata alla Fornace Panizzon di Romano De Zelino fino a domenica 26 novembre. L'obiettivo è di far conoscere e amare il treno a partire dalla sua storia in un percorso espositivo organizzato come un racconto con oggetti, cimeli storici, diorami e plastici ferroviari, vecchi documenti e stampe d'epoca. Tanti anni fa, durante la Grande Guerra, una piccola ferrovia Decauville portatile trasportava i militari verso le nostre montagne, verso il Grappa, da Bassano fino a Crespano, passando proprio per Romano e la Valle Santa Felicita. Una mostra impreziosita da un cimelio storico rarissimo. È il cimelio dei cimeli, il santo graal delle nostre ferrovie italiane, è un frammento di rotaia prestatoci dal Museo Ferroviario di Signia in provincia di Firenze, che racconta la storia della prima ferrovia italiana voluta da Ferdinando Re di Borbone. Attraverso le vicende di nascita e sviluppo della ferrovia, i visitatori potranno ripercorrere un viaggio immaginario nella storia e nel progresso italiano, e a questo viaggio hanno voluto prendere parte tantissime scolaresche con un concorso su misura proprio per gli studenti. A questa meravigliosa mostra è abbinato un concorso rivolto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, ai quali sarà chiesto attraverso la loro fantasia di proporre degli elaborati che rivisitino proprio la storia della ferrovia dal Rinascimento ad oggi. Questa mostra ha coinvolto così tante persone che ci hanno proprio suggerito il tema al concorso scolastico. Il treno unisce l'Italia e gli italiani, non solo nella geografia, ma soprattutto nella cosa più bella, nel sociale. Dunque, per salire in carrozza c'è tempo fino al 26 novembre, prima che il treno riparta da Romano. Tutti in carrozza allora fino al 26 di novembre. Grazie per averci seguito, questo era l'ultimo servizio di Focus TG. Arrivederci.